Storia di Angelo, segnato ma non piegato dalla SLA, è diventato scrittore, il suo ultimo libro appena pubblicato. Adesso andiamo a Pattada per raccontarvi la storia di una persona davvero speciale, Angelo Carboni, malato di sclerosi laterale amiotrofica, cioè SLA. Scrive libri con l'ausilio del puntatore oculare. L'ultimo lavoro è stato appena pubblicato. Il nostro inviato. Un'indagine sulla lunga faida che insanguinò Pattada e Bantine dal 1750 al 1861. Libro senz'altro interessante, ma sarebbe uno dei tanti pubblicati periodicamente in Sardegna se non fosse stato scritto a quattro mani e se due mani non fossero gli occhi di uno degli autori cui una macchina permette di comporre lettere, frasi e pagine. Gli occhi di Angelo Carboni, ex professore di liceo e allenatore di calcio, padre di due figli. Un uomo infaticabile fino alla diagnosi nel 2004, sclerosi laterale amiotrofica. Non c'è scampo, la tentazione di farla finita e poi invece un rinnovato caparbio attaccamento agli affetti familiari e alla vita, diversa, durissima. Va avanti e continua a coltivare la sua passione, la cultura. Al suo attivo 6 libri. Un percorso indirizzato alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio storico del paese, cammino che è stato arricchito con varie pubblicazioni. L'ultima fatica letteraria è nata così. Mi annoio, facciamo qualcosa, ha detto col sintetizzatore vocale alla coautrice Caterina Dettori. È lui che incoraggia gli altri col sorriso sulle labbra e davanti a queste cose tutto ciò che ti può capitare nella vita assume un altro significato. Oggi Angelo è un uomo sereno, ma i momenti di sconforto ci sono e come, dice la moglie. Tutto sta nel volerli superare. Amore, amicizia, lavoro sono ancore di salvezza e valide ragioni per non arrendersi. Il suo messaggio è che comunque la vita va vissuta sempre pienamente, anche in situazioni così difficili.